Il suono di un silenzio che per molti anni era calato sulle foibe e sugli esuli dell'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Un silenzio che oggi ricorda i 350.000 dell'altra parte dell'Adriatico, che hanno lasciato tutto per rimanere liberi e italiani, come ha ricordato la portavoce dell'Associazione degli Esuli nel corso della cerimonia che si è svolta oggi all'esterno della chiesa votiva. Per anni sulle barbarie perpetrate è calato un blackout, ma la storia è come la matematica, una scienza esatta. E prima o poi i conti tornano. E questa stele da decenni è muta testimone di questa immane tragedia, ma anche della capacità di affrontarla e superarla, come ha sottolineato oggi il ministro Carlo Nordio. Per fortuna oggi siamo in un'Europa unita, ma dobbiamo essere preparati proprio come Europa unita, che comprende anche i nostri ex avversari, ad affrontare le altre sfide che sono in questo momento presenti. Un'Europa unita di fronte alla guerra in Ucraina, per molti segnale del tentativo russo di tornare ad espandere la propria egemonia nei territori dell'ex Unione Sovietica, dove l'allora Jugoslavia fungeva da stato cuscinetto, dissolto nel crollo del muro di Berlino. La stessa Jugoslavia si è smembrata e quando si è smembrata addirittura hanno combattuto tra di loro agli inizi gli ex jugoslavi. Una guerra con la stessa ferocia e le stesse violenze dei mesi dell'esodo, con gli italiani dall'altra parte dell'Adriatico che non vennero considerati tali una volta scesi a Venezia dalla nave dell'addio. Molte le comunità che li emarginarono, ma non Treviso, dove nonostante le devastazioni dei bombardamenti gli esuli trovarono sostegno per ricominciare. E così in tanti si sono emozionati oggi quando l'allora bambino esule, oggi nonno novantenne, ha detto grazie alla comunità che l'ha accolto. Dopo un anno il comune di Treviso, al quale sarò sempre grato, ci ha assegnato un appartamento sulle case nuove, nonostante che Treviso fosse stata bombardata. Ecco perché solo nell'unità delle persone, nel ricordo delle esperienze, ha concluso il sindaco Mario Conte, si può costruire il futuro. E per questo ritengo fondamentale che da queste giornate nascano percorsi, ma anche una repulsione totale, comune e condivisa verso ogni forma di violenza. Viva l'Italia!